Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me e non mi dici e non mi fai capire perché è dilla una volta sola. Sì, tu stai tramando e dilla che mi può bene con mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me. Sai che mi piace più così? Sì. La devo fare più italiana però. No, Sì. no, Luca, no, non ci provare, è bellissima così. Perché devi farla italiana se te la senti così, scusa? Perché dopo dicono che gioco facile. Ma non te ne cioè, fregatene di quello che ti dicono. Per una volta, cioè, sei Ma io non arrivata so, alla guarda che io non so fine. come Alessandra. Alessandra mi dà Think e non dice nulla. Non è che dice guarda che è un brano difficile che ho dato a Luca e me ne sbatto i coglioni che gli ho dato Think. Io scelgo Tu sei una cosa grande e mi dà fastidio pensare che loro possano pensare che io l'ho scelto per dar fastidio a loro. Ma tu hai scelto Tu sei una cosa grande, ma non è della staffetta, Luca. È della staffetta. È dei cavalli. È dei cavalli. E quindi? E quindi te la puoi fare come cavolo vuoi, anche se era della staffetta te la potevi fare come cavolo Ho capito, volevi. ma non è quello, cioè, o è dalla staffetta o dei cavalli, che cambia? Cambia che gli altri non la devono cantare se è dei cavalli tua di battaglia. Forse non hai capito a che servono. Sì, ma anche se la sceglievo per la staffetta è la stessa cosa. Appunto che te la potevi cantare come volevi, ma ora Ho capito, a ma maggior loro, ragione... lascia stare che loro non la cantano. Eh. Io la canto bene, la canto come l'ho cantata adesso. Loro mi dicono, è napoletano. No, sono i cavalli tuoi di battaglia, Ho capito, lascia stare che non la fanno loro. Sono, allora, i cavalli di... Cioè, fino a mo' che hanno detto. A parte che te ne devi fregare, perché anzi il pubblico se sente che non la fai come Se ne accorge. senti, se ne accorge, se ne rende conto. Se ne Se ne rende accorta conto e capisce Platinette pure. l'altra volta. Perché non... Tu falla come te la senti te. Cioè fregatene di quello che dicono Alessandra e Valerio, anche perché a maggior ragione è un cavallo di battaglia tuo, cioè è una cosa che ti valorizza ed è ciò che sei tu. Tipo io non andrei mai a scegliere un pezzo della Celentano perché non sono io quella. Ho capito, ma a me non mi va di ostentare. Ma che ostenti? Non ostenti niente, anche perché No, dici, perché sembra che io ne voglio ho scelte dire. 3 napoletane su 4, ne Sembra che scelta io una voglia su far. 4. Sembra che voglio dimostrare quanto so bravo nel napoletano. Ti posso Capito? dire... Invece non è che lo canto per dire guarda quanto so bravo, la canto No, è una perché cosa che ti è una fa cosa che piacere, sento. ma appunto... Cioè che non mi parte dalla voce, mi parte da un'altra parte. Appunto ti devi liberare, Luca, perché se te freni è come al cavolo. Allora, o le cose le fai fatte bene o non le fai per niente. Come il cavolo. Perché non ti liberi. Che ho detto? Come il cavolo. Come al cavolo, come... Che è il cavolo? Cavolfiore? Sì, come al cavolo. Che fa? Come al cavolo significa... come niente, come... È un modo di dire vostro? Ma penso in italiano sia. Come il cavolo. Come al cavolo, come... Che frase ho detto? Vabbè, non ti sta Vabbè, sorvoliamo. a fissare. Quindi? E quindi cosa? Che stavi dicendo? O la fai fatta bene oppure a questo punto non la fai per niente. Cioè,
O la fai come te la senti te. Beh, la oppure faccio non bene, fai. però non do il massimo del... Bravo, No. stupido. Non dai il massimo del napoletano, però significa che ti freni. Perché io penso che come l'hai fatta ora è come la faresti tu e come te la senti tu. È o no? ovvio, è E ovvio. allora, tu canti e di che te stai a preoccupare di quello che ti dicono dopo gli altri? No, non è che mi preoccupo di quello che dicono, è che mi preoccupo di quello, cioè, è che già so quello che dicono, non è che direbbero, vabbè, lui è napoletano, giustamente, al posto Perché suo tu avrei dici- fatto la stessa cosa. Perché secondo te se tu non la canti un po' È più con la malizia, capito? italianizzata, loro non ti dicono niente e stanno zitti. Secondo te? No, loro sanno che se io voglio la faccio napoletano. Cioè, Sei questo è quello che sicuro? voglio. Sei sicuro? Vabbè, secondo me sbagli. Guarda, anche quando l'ha scelta Valerio e voleva fare la staffetta con questa, no? Io la prima cosa che ho pensato, se mi sfida, se sceglie me di farla contro di me, io di certo non darò il massimo del napoletano, darò il massimo di Luca Napolitano, che è un cantante napoletano, cioè che viene da Napoli, ma che canta in italiano come lui. E già lì ci poteva Io avrei stare un po' di avrei voluto più. battere lui, cioè non lo so battere, avrei voluto sfidarmi, se lui mi sfidava, dare la parte di me, cioè che volevo che lui non dicesse dopo la sfida, vabbè, ma lui è napoletano. Beh, a parte che l'aveva scelta lui, Sì, però volevo che magari che dopo l'esibizione non dicesse, vabbè, ma lui è napoletano. Cioè, gli Ci volevo poteva stare se l'avevi dimostrare... scelta te, Luca, ci poteva stare se l'avevi scelta te e lui diceva, cavolo, ma mi hai messo in difficoltà, ma se lui l'ha scelta per mettere, tra virgolette, in difficoltà te, che non è... Cioè, tu lì devi dare il massimo per far vedere, non so come spiegarti, ma lì già era un discorso che ci poteva stare un po' di più, perché vi sfidavate entrambi sullo stesso pezzo, quindi te non volevi fare il napoletano, blablabla. Ma qui, che sono i cavalli di battaglia per vincere, loro cantano delle cose, cioè è per il ballottaggio, Luke. Ho È capito per che è per il vincere, per ballottaggio. tirar fuori il meglio di noi stessi. Quindi me ne devo fregare di quello che dicono. Bravo. La penultima puntata del serale siamo arrivati così. Cioè, no di quello che dicono, mi devo fregare di quello che dicono del napoletano. Cioè, che per me è un vanto, solo che loro lo fanno passare come se fosse un pecca. vantaggio mio nei confronti loro. Cioè, capite? È come se loro dicessero, vabbè, ma lui c'ha solo quello. Scusa una cosa, allora quando Valerio canta... Che già solo quello, per me già è tanto. Solo che loro lo fanno passare come una cosa, vabbè, in quello non diciamo niente, però sei quello. Nelle altre cose ti distruggiamo. E io voglio dire, guarda che anche se mi esibisco nel napoletano, togliamo il fatto che so di Napoli, parliamo del napoletano, facciamo che so di Milano, te la canto come un milanese. Cioè, quello che dico io, quando la canti, quando la senti, va al di là del fatto di dove sei. Quando ho cantato quella di Valerio, quella di Valerio, Quella sarda. Non poter riposare, quella sarda, la pronuncia è l'ultima cosa che ho pensato, ci stava, ho sbagliato sicuramente delle cose, però in quel momento ho pensato a dare il cuore, che è quello che ci accomuna tutti. Cioè, se arriva, arriva, se non arriva, non arriva. Cioè, non è che ho detto mo vado e spacco con questa canzone. Perché so che non mi appartiene. L'unica cosa che mi appartiene è il fatto di metterci il sentimento, l'anima, quando canto. Se ti arriva bene, se non ti arriva non ci posso fare niente. Cerco di migliorare, cercherò di dare di più. Però è quello il senso, che al di là della provenienza, pure l'inglese, io canto l'inglese, perché mi fanno cantare l'inglese? Evidentemente qualcosa trasmetto, al di là della pronuncia sbagliata. Cioè, mo cantare l'inglese o cantare sardo per me è uguale, perché comunque non ci capisco niente di tutte e due. Certo.